Miei cari amici, il mio più cordiale buongiorno, eccoci qua con il nuovo oroscopo del giorno sabato 20 giugno 2020 e anche quest'oggi diamo all'inizio della lettura dell'oroscopo, ma prima però volevo ricordare, come io vi ricordo sempre in ogni mio video, se volete una consulenza nel modo riservato, un consulto di cartomanzia, il costo di 30 euro, basta contattarmi ai numeri che vedete in sopra impresso, ok? Quindi chiunque di voi può contattarmi ai numeri che vedete nello scrollo e parlare con me riservatamente. Come anche tra di voi, se c'è qualcuno che è stato lasciato dal proprio uomo, magari il vostro uomo è andato via con un'altra donna, vi ha lasciato dopo una lunga convivenza, dopo un lungo matrimonio, dopo anni di fidanzamento e volete che torni da voi, vorreste che questa persona impazzisca per voi, contattatemi, raccontatemi la vostra storia e io, dopo aver ascoltato la vostra storia, vi dirò come è possibile intervenire, quali sono i costi, qual è la tempistica, ok? Sempre chiamando ai numeri che vedete nello scrollo. E adesso andiamo all'oroscopo del giorno, sabato 20 giugno 2020. Andiamo con il segno dell'Ariete. Oggi sarà una giornata stazionaria, state vivendo probabilmente un momento di confusione anche all'interno della relazione, ma per ottenere le risposte dovete aspettare tempi migliori di questi. Nel campo lavorativo in questo periodo siete un po' illusi su alcuni progetti, dovete tenere i piedi ben saldi a terra. Toro, chi vi sta accanto probabilmente ha usato anche uno con delle promesse, ma voi volete i fatti e non soltanto delle parole. Molto presto avrete i responsi che state aspettando e nuove cose in cui potete credere. Nel lavoro è il momento giusto di rimettersi in gioco, le stelle sono dalla vostra parte, i desideri non mancano. Segno dei Gemelli, oggi sarete un po' confusi e pensierosi. Se avete dei grossi dubbi nei confronti del partner o di situazione all'interno della coppia, non è proprio il giorno giusto per cercare delle soluzioni. Per ora è meglio aspettare. Lavoro, bisogna concentrare la forza e il coraggio per raggiungere degli obiettivi. Cancro, finalmente una giornata positiva per i nati sotto questo segno. L'energia è alle stelle, l'umore è ottimo e voi potete godervi i sentimenti insieme al vostro partner. Per i single non sono esclusi nuovi incontri. Lavoro, potrebbero arrivare delle nuove occasioni, ma non è detto che voi le accettiate su due piedi. Il segno del Leone, l'amore potrebbe essere talmente potente e travolgente ad essere fin troppo grande da gestire. Potreste nutrire dei dubbi nei confronti delle relazioni, ma le stelle sono dalla vostra parte e vi offriranno un buon umore. Lavoro, questo periodo sarà buono anche a livello professionale, ma impegnarsi è sempre importante per raggiungere gli obiettivi prefissati. Vergine, probabilmente non riuscite a dare piena fiducia a chi vi sta accanto e questo vi porta a pensare molto. Forse è il caso di non riflettere troppo se si può fare o meno affidamento su una persona. Bisogna guardare anche all'altro. Lavoro, potrebbero arrivare delle novità e dei cambiamenti a distrarvi dalla solita routine. Bilancia, forse ci sono dei problemi nella storia d'amore, oggi vi rendete finalmente conto di quelle cose che non vanno bene. È giusto fidarsi del partner? Probabilmente è il caso di andare un po' più piano.
Lavoro, dovete tenere gli occhi aperti sulle situazioni, sui progetti. Attenzione, è sempre una grande arma a doppio taglio. Scorpione, oggi sarete pieni di buon umore e positività. Siete talmente felici e sereni da potervi godere al massimo i sentimenti all'interno della relazione di coppia. Siete single, potete anche dedicarvi un po' a voi stessi per una volta. Lavoro, per ottenere dei grandi risultati c'è bisogno anche delle giuste dosi di impegno, di forza. Sagittario, se siete impegnati in una relazione, questo è il periodo in cui la voglia ci dimostra l'amore e al partner non è molta, quindi occorre di più. Non solo però perché è probabile che vi assumiate pure le colpe dei vostri errori, di quel lato del carattere che non va bene. Lavoro, non troppe novità o cambiamenti sul lato professionale. È comunque il caso di non scoraggiarsi mai. Capricorno, in questo momento vi sentite meglio rispetto a qualche giorno fa. Oggi potrebbe essere il giorno perfetto da dedicare a chi vi sta vicino. Le persone che vi vogliono bene apprezzeranno il vostro affetto e voi avrete occhi diversi. Lavoro, i progetti sono importanti ed fondamentale lavorarci bene. Oggi le stelle vi daranno una mano. Acquario, non sempre le storie d'amore e le relazioni sono semplici da vivere e gestirle. Forse con il partner c'è qualcosa che non vi fa stare bene. Oggi vi renderete conto di aver bisogno d'altro. È giunto il momento dei cambiamenti. Lavoro, la forza e la voglia di impegnarsi per fare quello che veramente si vuole non mancano. E infine il segno dei pesci. Oggi tornerà a farvi compagnia il buon umore, anche questo non vuole dire che nel rapporto di coppia tutto filerà liscio. Voi potreste nutrire dei pensieri nei confronti di chi vi sta accanto e non sarete del tutto tranquilli. Lavoro, dovete tenere gli occhi aperti sulle situazioni, ma anche sulle persone che vi circondano. Bene, e così era l'oroscopo del giorno sabato 20 giugno 2020. Anche quest'oggi abbiamo finito, vi ringrazio per la vostra squisitezza d'ascolto e vi rinnovo l'appuntamento per il nuovo oroscopo di domani. A tutti un presto a risentirci e che le stelle siano sempre con voi.